Un'eventuale chiusura in qualche modo potrebbe però abbattere anche i costi delle aziende che adesso magari continuano a lavorare, cercano di lavorare, ma si trovano di fronte anche dei muri, difficoltà di esportare, difficoltà di mandare i tecnici ancora, confini che si chiudono addirittura. Non può esserci una decisione o una valutazione a taglia unica, perché ci sono dei settori che se chiudessero, faccio riferimento per esempio a ristoranti, che se chiudono credo abbiano soltanto dei benefici, perché tenere aperto in questo momento non avendo clienti in sala sicuramente i costi superano di gran lunga i ricavi. Ci sono degli altri settori come le produzioni della metalmeccanica che hanno committenti in giro per il mondo che chiudendo avrebbero sicuramente dei danni, perché scatenerebbe la concorrenza internazionale di paesi che non hanno questa emergenza con questa gravità e il committente straniero dice: sai cosa c'è? Vado in Spagna, che in Spagna mi producono la stessa roba tua, e quando hai perso questo cliente non lo ritrovi più. Io credo comunque, ripeto, che quello che ha detto il Presidente Zaia sia assolutamente condivisibile. Ci dobbiamo mettere nelle mani di chi sta lavorando in prima linea, perché sentirci dire che i primari di rianimazione devono scegliere fra intubare un 60enne o un 45enne, io credo che chi deve decidere a questo punto è veramente in una situazione di estrema difficoltà, per cui credo che in questo momento, se ci sono degli obiettivi che hanno a che fare con l'economia o con la salute pubblica sia al primo posto.